Puntata numero 151, amici di Diffusion e di DTV, vi aspettavo perché il martedì è una puntata molto importante, ormai lo sapete, il martedì parliamo dei vostri diritti e lo facciamo assieme a Paola Assini e ai suoi ospiti. Questa settimana c'è un argomento davvero interessante, quindi aprite bene le orecchie e ascoltate. Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Dilex. Come sempre grazie mille a Deborah per la linea. Oggi affrontiamo un argomento già sviscerato in svariate puntate ma sempre assolutamente attuale e di interesse comune. Ed infatti parliamo di condominio ed in precisione della riforma condominiale, quella recente, quella appunto introdotta nel dicembre 2012. Quindi adesso che stanno arrivando le rate condominiali, insomma siamo tutti un po' in fermento prima dell'estate, direi che è un'ottima occasione per riapprofondire un argomento sempre molto interessante. A questo proposito diamo il benvenuto ai nostri due preziosi consulenti. Abbiamo l'avvocato Michela Casale, specialista in materia condominiale, e il dottor Davide Sangiorgi, amministratore condominiale e presidente della società di amministrazione Prodomus SRL di Imola, però assolutamente abilitato all'avvocatura. Allora la domanda nasce assolutamente spontanea: come mai un avvocato, un potenziale avvocato decide di fare l'amministratore di condominio? Perché questa scelta? È una scelta che nasce dal percorso che ho fatto, perché lavorando in uno studio legale si riscontrano spesso problemi condominiali, anzi forse sono tra i problemi più diffusi. E parlandone, confrontandomi e avendo a che fare con amministratori condominiali, mi sono accorto che mi piaceva molto questa professione, che ha dei profili molto vari, richiede tante competenze, dopo lo vedremo parlandone, ed è nata la voglia di farla, e allo stesso tempo di guidare una società che svolgesse questa attività in modo più professionale. E quando c'è stata la possibilità di fare una scelta, perché è una scelta obbligata, perché essendo presidente non poteva essere allo stesso tempo avvocato, un'incompatibilità, ho fatto questo tuffo, ho detto proviamo a cambiare e facciamo questa professione centralizzandola, mettendola al centro di tutte le mie attività. Da quel momento lì ho ottenuto la mia abilitazione, che però non mi permette di esercitare, ma ho voluto essere presente a Prodomus e fare l'amministrazione condominiale la mia vera attività. Mi piace e penso sia stimolante e soprattutto è molto impegnativa, quindi è stata una scelta naturale, ecco, durante il mio percorso. Ma ce ne fossero, nel senso, Infatti. magari, quanto tribolo io col mio, che di avvocatura credo se ne intenda veramente molto poco, quindi ben vengano le persone specializzate che soprattutto possono occuparsi con ponderatezza e con precisione di quelli che sono problemi che affliggono tutti quanti, quindi tutti noi facciamo parte di condominio, chi è più fortunato vive in case indipendenti, però la maggior parte dei cittadini vivono appunto in situazioni quasi paradossali a volte. Si tratta sempre di denaro, quindi è molto importante avere la consulenza di qualcuno preparato nel settore. Molto bene, allora, che cosa succede nel dicembre 2012? Quali sono le riforme? Diciamo che finalmente, dopo quasi 70 anni di attesa, finalmente il legislatore cosa ha fatto? Ha deciso di intervenire in una materia che era appunto ormai vecchia, perché parliamo di disposizioni che sono del Codice Civile, che è nato nel 1942. Figuriamoci. Quindi c'è proprio antenati, cioè assolutamente attuali, ma dovevano essere rivisitate, anche perché, grazie a Dio, in 70 anni ci siamo evoluti e quindi il legislatore doveva in qualche modo intervenire. Ci ha messo tanto, perché 70 anni sono veramente tanti. Però a dicembre 2012 appunto hanno promulgato la legge 220, che entrerà in vigore però solamente il 18 giugno, quindi non è ancora attuale. Insomma, quindi noi la stiamo annunciando. Esatto, però è bene farlo perché ci sono un sacco di adempimenti che soprattutto l'amministratore deve fare in vista di questa riforma, cioè in modo di essere preparato al 18 giugno del 2013. Benissimo. A mio modo di vedere questa riforma era necessaria, perché è andata a toccare punti veramente importanti della figura dell'amministratore, che forse prima era un po' trascurato, cioè nel senso l'amministratore sì c'era, perché ovviamente un condominio con più di 4 unità doveva averlo, però non era ben definito, cioè non erano definiti i ruoli, i doveri e i poteri dell'amministratore. Adesso invece il legislatore finalmente lo definisce in maniera chiara e in maniera veramente puntigliosa.
anche perché quei requisiti che sono assolutamente necessari, se dovessero mancare, potrebbero essere motivo di revoca dell'amministratore, e quindi si capisce bene che l'amministratore deve stare attento adesso a quelli che sono i suoi oneri. Ed ha cercato di responsabilizzare molto l'amministratore a livello proprio anche di sue competenze professionali, perché deve avere un percorso di studi prima, e poi ce ne parlerà Davide, durante il suo incarico, e quindi per tutto il suo lavoro, per tutta la sua vita, deve comunque mantenere anche un livello di aggiornamento che gli permetta di stare al passo coi tempi, perché le riforme, le leggi, le sentenze sono, lo sappiamo, in continua evoluzione, ce n'è sempre. E poi l'ha anche responsabilizzato perché gli ha dato degli oneri proprio anche a livello pratico, quindi tenuta di alcuni registri che prima non erano previsti, invece adesso sì, il fatto di essere più trasparente nei confronti dei condomini. Soprattutto perché quante volte ci troviamo a chiedere informazioni e o non risponde nessuno, o non sanno, ma mandiamo una mail, insomma, il tempo è prezioso per tutti, anche per chi ha E poi una cosa fondamentale, a mio avviso, che prima non c'era, è la possibilità per l'Assemblea di subordinare la nomina di quell'amministratore al fatto che lo stesso stipuli una sua polizza personale, professionale, in modo che se per qualsiasi voglia motivo l'amministratore, che è sempre una persona umana, possa fare un errore di grave o meno grave, comunque il condominio sia tutelato, è coperto da una polizza, quindi perlomeno non si rischia. Poi ovviamente l'amministratore deciderà se prendere o meno l'incarico a seconda delle sue decisioni, però diciamo che l'Assemblea può vincolare e subordinare la nomina a questa cosa, e non è da poco. No, assolutamente, perché invece direi prima che è un'ottima riforma e insomma un passo in avanti verso quelle che sono esigenze sempre più urgenti. Assolutamente. E poi appunto gli amministratori hanno, come dicevo, una serie di oneri, mi piace proprio chiamarli così perché sono proprio degli obblighi. Sì, molto bene, dei doveri, perché voglio dire, nel momento in cui uno si prende la responsabilità di far da mandante, dicevo un mandato da un condominio, è giusto che si prenda anche le proprie responsabilità, che sono dettate appunto dalla riforma, che sicuramente Davide ha già studiato benissimo perché per giugno deve essere pronto. Ah, perfetto, quindi ti interroghiamo Davide, siamo qua per questo. Scherzo. No, e il discorso è, come diceva anche l'avvocato Casale, è cambiato nel corso degli anni, soprattutto perché è nata questa esigenza di regolamentare la professione dell'amministratore. L'amministratore, guardandolo adesso, è molto diverso da quello del passato. Io me ne sono accorto cominciando, perché sono richiesto un ventaglio di competenze che forse sono state trascurate, che giustamente con la riforma vengono messe in luce, perché l'amministratore, scusate, allo stesso tempo dovrebbe essere un geometra, deve essere un buono psicologo, un ottimo avvocato, cioè ci sono talmente tanti campi dove si va ad agire che non è più diciamo sufficiente. Un ottimo mediatore anche. Un ottimo mediatore. Soprattutto. Sì, assolutamente. Anche un buon contabile, adesso bravi in matematica. No, però è una professione che è cambiata molto nel tempo, perché i condomini sono cambiati, la gente ha meno tempo, ha più esigenze, c'è più stress, cioè la nostra società è cambiata. La differenza è anche la figura dell'amministratore, che non può più essere il contabile che con un po' di buon senso mette a posto 2 o 3 conti, che chiama qualcuno quando ce la fa, diventa una professione da svolgere con dei tempi ben precisi, delle scadenze ben precise, e lì entra in gioco anche la professionalità e il cambiamento, l'approccio a questa attività, che non è più un'attività da fare quando si può, potendo, ma fatta a tempo pieno e rispettando dei tempi ben precisi, delle scadenze, soprattutto essendo sempre disponibili con le persone. Con criteri etici, non soltanto finanziari. Infatti, secondo me, la traccia che ha seguito questa riforma è proprio quella di portare l'amministratore da una situazione di mezzo a mezzo, che non si capiva se è un professionista o non è un professionista, a farlo diventare un professionista. Infatti adesso è richiesto per chi si affaccia sul mercato l'obbligo di un corso di preparazione, che logicamente chi era già amministratore un anno prima della riforma viene esentato, ma chi non l'ha mai fatto logicamente deve dimostrare quantomeno di aver approcciato la materia, ed è previsto lungo il percorso dell'amministratore l'obbligo, che ancora purtroppo oggi, vista la situazione politica, non è stato ancora attuato perché manca un governo che sia in grado di emanare quei regolamenti attuativi che sono necessari per questa disciplina, i corsi di aggiornamento, che hanno come obiettivo quello che nel corso dell'attività di un amministratore questi sia sempre aggiornato, quindi obbligato a frequentare corsi, a studiare, a prepararsi, e quindi nel corso del tempo essere sempre più preparato e aggiornato.
Quindi già questi sono i primi passaggi, poi logicamente si va anche alle esigenze di trasparenza, quindi oggi l'amministratore è obbligato a fare un rendiconto puntuale di tutta la sua attività dal punto di vista contabile, quindi deve risultare tutte le spese effettuate, le entrate, le uscite. Noi ho istituito dei fondi straordinari. Questo è importantissimo, Sì. perché Sì. con la crisi che c'è, ovviamente tutti dobbiamo fare i conti con quelle che sono le nostre spese quotidiane, e quando arriva la rata del condominio è importantissimo capire dove si vanno a mettere i nostri risparmi, anche perché con tutto quello che si sente anche di insomma, capi condomini eccetera, che sono scappati, hanno fatto eccetera, è importantissima la trasparenza. Infatti proprio questa è la questione, riuscire a fare delle gestioni trasparenti, sempre rivolte all'utenza che è i condomini, e facendo in modo che tutti i condomini partecipino, perché io dico sempre ai miei condomini quando parlo con loro, i miei migliori aiutanti siete voi, perché voi vivete dentro un condominio. Io ho detto che tutti i condomini non ci posso vivere, quindi sono loro che mi danno il mio aiuto. E dico anche un'altra cosa, un condominio mal amministrato, e a me mi è capitato molte volte di prendere dei condomini amministrati dai miei colleghi, è come un malato grave. Certo. È un malato grave e ha bisogno di medicine, ed è una metafora non a caso, perché è un condominio amministrato male, un condominio dove i condomini sono in cattivi rapporti tra di loro, dove non c'è fiducia verso l'esterno, e dove soprattutto molto spesso si fa fatica anche a gestire fornitori, contabilità e tante altre piccole cose. Questa riforma secondo me mette dei paletti importanti, però pur essendo un ottimo primo passo, la vera messa su strada, la vera prova del 9, sarà poi quando effettivamente gli amministratori di condominio si dovranno confrontare a partire da giugno. Allora lì capiremo quanto questa riforma è efficace e quanto invece ancora c'è da fare per portare questa professione a una dimensione migliore, magari anche più soddisfacente per gli utenti. Bene, allora vediamo che cosa succederà da giugno. Intanto qualcosa si è fatto, almeno a livello teorico, pronti a partire, spero, insomma, mi auguro, perché io sono la classica persona che combatte con l'amministratore di condominio che non si fa mai vivo. Perché comunque l'amministratore fa i tuoi interessi e deve continuare a farli, non deve fare i propri interessi, fa l'amministratore del condominio, quindi rappresenta te che sei una condomina. Cioè è assurdo, però quando io ho letto la legge e solamente adesso c'è l'obbligo di aprire un conto corrente, cioè prima non c'era, ovvio che di prassi era quasi inevitabile, voglio dire, però non era previsto l'obbligo di far passare ogni movimento di contanti, contabile, sul conto corrente. Ed è allucinante, perché cosa voglio si faceva? Si portava la bustarella? Anche volendo. Quindi il fatto che comunque siamo dovuti arrivare al 2013. Insomma, artigianale, ecco. Esatto. Poi ci mancherebbe con tutti la buona fede di questo mondo. Però pensare che siamo dovuti arrivare oggi, nel 2013, ad avere una norma che stabilisca questo, a me mi è perso strano, perché bisogna arrivare a tanto? Evidentemente sì. Però è 70 anni, ecco, mica. Esatto. Mica poco. Ce l'abbiamo fatta, insomma. Meglio tardi che mai. Però un'altra cosa anche molto molto, a mio avviso, bella di questa riforma è che il legislatore ha previsto anche una tutela per per coloro che fanno dei lavori nell'edificio condominiale, o chi presta la propria assistenza, consulenza, non so, un geometra, un architetto, eccetera. Perché? Perché nel momento in cui l'assemblea delibera di fare dei lavori, urgenti, non urgenti, comunque dei lavori straordinari. Manutenzione straordinaria. Esatto. Cosa deve fare l'amministratore? Deve subito creare un fondo spese di pari importo, più o meno uguale a quello che sarà la previsione di spesa. E questo è importantissimo. Perché? Perché magari prima i condomini giustamente versavano la rata, poi una parte magari andava alle bollette utenza telefonica, una parte qualsiasi col gas, le pulizie per le scale. Però magari rimanevano indietro proprio i professionisti, cioè gli architetti. Cosa dovevano fare? Dovevano per forza andare sempre a chiedere i soldi all'amministratore, che a sua volta doveva ricorrere dai condomini per chiedere i soldi. Insomma, un gatto che si mordeva la coda. Bravissima. Invece adesso ed è stato stabilita questa cosa che per me è meravigliosa, perché anche nel mio lavoro, quanti professionisti che sono venuti da me perché un condominio era moroso. Poi magari la colpa era solamente di quei 2 o 3 che non pagavano, e adesso cosa dice la riforma? Che i creditori possono chiedere all'amministratore il nome di quelli che non hanno pagato e quindi sono brava. Poi nel caso in cui queste persone siano proprio insolventi, che non riescono, ecco che allora a quel punto lì, ma solo a quel punto lì,
il creditore può andare anche agli altri condomini, però prima deve provare l'escussione, cioè l'esecuzione forzata, contro i condomini specificatamente morosi. E questo mi pare assolutamente importante, perché molto spesso appunto per una mela marcia va a farsi benedire tutto il contesto generale, quindi lei ne saprà qualcosa ovviamente. Sappiamo sì abbastanza, sappiamo molto, perché uno dei problemi che abbiamo con l'amministrazione condominiale è proprio la gestione dei condomini morosi. E qui era uno dei problemi, cosa fa l'amministratore in questi casi? Allora, non si può presentare con la zappa in mano. No, infatti io dico sempre una cosa, la gente non si può prendere per il collo. In certi casi sarebbe bello, però non si può. Sarebbe più efficace, ecco, però non si può. Allora, cosa fa l'amministratore? Ecco, qui in gioco qua entrano quei fattori che dicevo prima, c'è la mediazione, l'essere un po' psicologo, quindi partire lancia in resta in questi casi secondo me è la cosa peggiore. Ora cosa si fa? Alla scadenza si chiama la persona, si cerca di capire la situazione. Sappiamo tutti che stiamo vivendo un momento di grande crisi economica, non è facile per nessuno tenere dietro tutti i pagamenti. Logicamente in questi casi si chiama la persona e cerca di capire qual è la situazione, se è possibile fare un piano di rientro, valutare comunque un pagamento rateizzato, comunque cercare di arrivare a una soluzione pacifica. Se c'è un feedback, come diciamo in inglese, positivo, c'è un riscontro positivo, logicamente la questione finisce lì. In caso di riscontri negativi, in quel caso l'amministratore deve valutare una diffida, cioè una comunicazione previamente raccomandata nel quale si invita chi sia il debitore, in questo caso se è il proprietario, solo lui, se è l'inquilino, proprietario inquilino, a rispondere, cioè a far sapere qual è la sua situazione in modo tale da risolverla pacificamente o pagare, o in caso contrario si agirà per vie legali, perché adesso all'amministratore viene riconosciuta la possibilità di poter agire in giudizio subito per recuperare quei crediti a cui è diritto relativamente alle spese condominiali, anche per evitare quelle situazioni incresciose che sono create negli anni con contabilità assurde, perché un amministratore vincolato a dei debiti per rapporti magari con dei condomini, un amministratore non libero, e spesso accadeva che certi amministratori per tenerli in carico chiudevano 4 occhi, non 2, su dei buchi di bilancio dovuti a mancate spese condominiali. E logicamente poi ripianavano gli altri, quando ripianavano oppure si trascinavano situazioni assurde. E questo è il mio caso, che sto pagando le Invece disattenzioni, chiamiamole così. Invece adesso con la riforma non sarà più possibile, si dovrà fare in modo che il bilancio sia regolare, e dove non c'è regolarità bisognerà intervenire o col buon senso o con la legge, in qualche maniera bisogna arrivare a risolvere queste situazioni, diciamo, di deficit. E questo è consolatorio, perlomeno lo è senz'altro in previsione di quelle che saranno. E poi è bene specificare che mentre prima magari l'amministratore poteva ripararsi dietro la scusa ma l'assemblea non mi ha autorizzato, adesso invece la riforma prevede che anche senza autorizzazione dell'assemblea, se comunque entro 6 mesi dalla mora comunque il condomino non ha pagato, l'amministratore è tenuto ad agire, quindi a mandare la diffida e poi a proseguire nel caso anche per vie giudiziarie, mentre prima magari era sempre in forse perché si nascondeva dietro la scusa ma l'assemblea non mi ha autorizzato. Certo, no, adesso no. Nessuno adesso escamotage. Perché se l'assemblea poi c'è una volta l'anno l'amministratore non può aspettare. Assolutamente. Ecco. Allora, vediamo che cosa hanno chiesto i nostri telespettatori, perché pare siano argomenti assolutamente attuali, quindi che entrano nel vivo. Allora, il primo quesito che ci è arrivato è il seguente. Da molti mesi a questa parte l'amministratore del mio condominio non fa nulla, non risponde al telefono e non si fa mai trovare in ufficio. Siamo tutti stanchi di doverlo pregare e pagare per niente. La scadenza annuale del suo incarico è però solo tra 2 mesi. Come facciamo a revocarlo prima dell'assemblea ordinaria? Allora, questo credo che sia un pensiero di molti. Io mi associo. No, anche mi denuncerà per diffida, non faccio nomi. Non hai fatto nomi? Assolutamente. No, anche questo è un problema che ci capita a noi come studio legale, sicuramente voglio dire, speriamo che invece Davide non ne abbia mai, perché vuol dire che sennò ha fatto qualcosa di male, che ci viene insomma chiesto spesso. Allora, i condomini devono mettersi in testa che sono loro i padroni, diciamo, della situazione, cioè nel senso sono loro che pagano l'amministratore e non è giusto che l'amministratore continui ad essere pagato per un lavoro che non fa. Certo, ovviamente. Mi pare quasi ovvio. Ecco, per questo non è però che i condomini devono aspettare per forza la scadenza annuale
perché sennò magari pagano una penale, comunque magari un contratto, no? Che hai paura a rescindere prima dal contratto perché potresti pagare magari capi in situazioni ancora peggiori. Assolutamente, cioè l'assemblea del condominio può, i condomini possono in ogni momento convocare l'assemblea per revocare il mandato dato all'amministratore, anche perché nel momento in cui viene a rompersi quella fiducia che c'è, abbiamo già finito di parlare. Esatto, non c'è più il substrato necessario. Quindi. E anzi, ti dirò di più, anche se fosse un solo condomino, non contento, comunque ben a conoscenza che l'amministratore abbia violato qualcosa di veramente grave anche a livello fiscale, che adesso guai mai, siccome appunto è il condominio che poi ne paga le conseguenze, ecco che allora anche lo stesso condomino può da solo chiedere l'assemblea. E se l'assemblea si rifiuta può andare direttamente dal giudice per chiedere la revoca. Quindi c'è assolutamente la possibilità di revocare il mandato prima della scadenza. Velocissimamente, sono un condomino, vorrei sapere se posso controllare i movimenti bancari del condominio a mia pura discrezione, così come lo stato dei pagamenti anche degli altri condomini. Questa è la risposta affermativa, perché comunque uno degli obblighi che ha anche l'amministratore dichiara un conto corrente del condominio, nel quale risultano tutti i pagamenti, entrate e uscite, che può essere su richiesta consultato dai propri condomini, in modo che si possa verificare qual è effettivamente la gestione, evitare, come si diceva prima, gestioni un po' allegre che poi lasciano sempre famosi buchi poi da ripianare. Molto bene, noi siamo in chiusura, è stata una puntata estremamente delucidante, quindi adesso aspettiamo ovviamente l'entrata in vigore di questa nuova riforma per capire quali sono gli effettivi risultati che prenderanno atto. Noi ringraziamo vivamente i nostri ospiti e diamo assolutamente l'appuntamento alla prossima puntata e grazie per averci ascoltato, un bacio da Paola, ciao! E allora grazie a Paola, grazie come sempre ai suoi legali che ogni settimana ci spiegano cose importanti da sapere per essere sempre dentro quelli che sono i margini della legge. Grazie a voi per essere stati con me, ma non perdete la puntata di domani. Domani andiamo a scoprire dei trattamenti di bellezza a base di fanghi, ma soprattutto andiamo a scoprire il trucco adatto per la discoteca.